streetnews.it siamo con l'ideatore di questa grandissima manifestazione che ha un valore, direi, davvero incredibile per Nello Odierna e per tutti quelli che vengono qui da 16 anni, una manifestazione che da 16 anni porta avanti il nome di Pasquale D'Angelo. Allora, dico innanzitutto grazie a voi, lo dico pubblicamente, l'ho fatto pure prima durante la serata quando ho citato streetnews.it per le interviste, per il lavoro. Grazie al vostro staff, devo dire che con Davide si parlava molte volte di sinergie, questa volta devo dire che ecco, avete calato un poker importante e sono contento per tanti motivi, perché dopo 16 anni circa 420 premiati abbiamo superato. Saluto Michele D'Angelo, questa è nata 16 anni fa, un giorno decisi di fare un premio che volevo abbinare a mia figlia che era nata da poco in modo che restasse qualcosa di indelebile nella mia vita. Stasera credo che c'è stata una svolta quasi epocale e mi spiego. C'erano ospiti che arrivavano da Bologna, Franco Colomba, da Pescara, Ciro Venerato, Michele Plastino da Roma, e lo dico tranquillamente e pubblicamente senza essere smentito, venuti per il piacere del premio, senza alcun compenso, senza aver chiesto un solo euro, anzi sono io che sono in debito con loro come tutti gli altri ospiti e sono contento. Poi abbiamo fatto sicuramente qualcosa per il centro Laila, da solo insieme a pochi veri amici si crea tutto questo. Sono contento, ho la fortuna, ecco il tempo passa, oltre a mia moglie, di avere Claudio, mio figlio, che oramai devo dire che è talmente autonomo su questo premio che sa come muoversi con i premi e questa è una cosa che mi inorgoglisce e mi fa piacere. Ti ringraziamo perché persone come te creano un qualcosa di incredibile e riescono a portare avanti anche il nome di una persona nel tempo. Pasquale è stato, oltre all'amico fraterno, all'amico paterno, l'amico di riferimento, è stato tra l'altra cosa anche il padrino del mio matrimonio, quindi avevo un rapporto che andava incredibile. Devo dire, e lo dico sempre, io ci parlo tutti i giorni, sono fatto così. Dico per l'ennesima volta alla vostra organizzazione, ma soprattutto a Davide, io in questo campo ci sto da una vita, prendo schiaffi, pugni e porte in faccia tutti i santi giorni, da persone che dai tanto e che dimenticano. Bisogna cominciare, voi siete giovanissimi e potete farlo, a guardare, a ragionare più con il cervello che con il cuore, perché altrimenti le decisioni sono tante, perché la gente vuole tutto subito ma poi dimentica. Grazie davvero, grazie. Grazie a voi. Noi vogliamo chiudere l'intervista allora con un saluto da parte tua ai lettori di streetnews.it. Allora, grazie ancora una volta a voi, un saluto dal sottoscritto, non sono nessuno, perché lo sapessi mi chiamo Nello Odierna, seguite questo canale, seguite questa testata, seguite questi ragazzi perché è una cosa certa, la loro onestà intellettuale è senza se e senza ma, mentre altri prima di partire già sanno dove vogliono arrivare. Davvero onorati di aver avuto ai nostri microfoni Nello Odierna, streetnews.it. Un bacio a voi.